Benvenuti a questo webinar di approfondimento sulla legge tedesca in materia di imballaggi. Nello specifico oggi ci soffermeremo sui possibili obblighi in capo ai soggetti che esportano imballaggi o merce imballata in Germania. Come sapete, la direttiva europea 94/62 che si applica a tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo e a tutti i rifiuti di imballaggio, chiede che gli Stati membri adottino misure a prevenire la generazione di rifiuti di imballaggio e a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi. Nello specifico, entro la fine del 2024, gli Stati membri dovranno garantire che vengano stabiliti regimi di responsabilità del produttore per tutti gli imballaggi. Tale principio è stato recepito in modo diverso all'interno dei singoli paesi della comunità europea, dando origine a specifici modelli di gestione. Per esempio, paesi diversi hanno individuato soggetti responsabili delle fasi di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio diversi tra loro, e inoltre gli stessi soggetti possono avere responsabilità differenti a seconda della provenienza del rifiuto di imballaggio, si tratti di urbano o commerciale industriale. Per quanto riguarda il sistema tedesco di gestione del fine vita degli imballaggi, anche questo è strutturato in modo completamente differente rispetto a quello italiano, sia in termini di funzionamento che in termini di obblighi. Una delle differenze principali che conosciamo tutti è la possibilità che il soggetto responsabile della corretta immissione, gestione e smaltimento degli imballaggi sia l'esportatore italiano al posto dell'importatore tedesco. Inoltre, la normativa tedesca in questi anni ha subito diverse modifiche, come quella italiana, e con l'ultimo aggiornamento del 2021 sono stati introdotti degli adempimenti anche in capo a soggetti che finora erano esclusi, come per esempio chi vende prodotti imballati anche nel settore B2B. Quindi, considerando che la Germania è il primo mercato di destinazione delle merci veronesi, abbiamo deciso di organizzare questo incontro al fine di fornire una panoramica della normativa, concentrandoci su quelle che sono le modifiche che possono impattare maggiormente sulle aziende italiane esportatrici in Germania, e individuando anche le corrette modalità di gestione. Per fare questo abbiamo invitato la dottoressa Simona Bellotti e la dottoressa Francesca Loiacono della Camera di Commercio Italo-Germanica di Milano, esperte in materia che da anni seguono e presidiano l'argomento, che ringrazio per aver accettato l'invito e per la loro disponibilità, e alle quali do il benvenuto. Io passerei già subito la parola alle relatrici. Prima di passare la parola vi chiederei di tenere spenti i microfoni. Nel caso in cui ci sorgessero dei dubbi, dei quesiti, delle domande durante la relazione, potete inserirle in chat, e al termine dell'esposizione dedicheremo una parte proprio per andare a rispondere ai vostri quesiti e ai vostri dubbi, insomma, se è sorto qualche richiesta particolare. Darei il ruolo di relatore e la parola alla dottoressa Bellotti, non so se... Credo ci sia un problema con la dottoressa Bellotti perché vedo che è bloccata anche come telecamera. Come immagine, ok. Sì,
Sì, sì, sì. Inizio magari a condividere io la presentazione, nel caso provo a sentirla in modo che riusciamo, insomma. Assolutamente. Oh. Allora, eccoci qui. Intanto condivido. Io purtroppo non vi vedrò più, spero sia tutto a posto, riusciamo eh, a vedere comunque tutti quanti la presentazione. Intanto procedo a questo punto, magari io e comincio. Spero la dottoressa ci raggiunga presto. Allora, scusate, io non Ecco. so per quale motivo ero bloccata. Ah, Io non riesco a condividere la presentazione, ma ho visto che adesso riesco a parlare. A questo punto, Francesca, sì, direi condividi tu la presentazione, la mandi assolutamente, avanti e se vuoi, nessun se non problema. so per quale motivo si è bloccato, perché io ho linea, ho tutto funzionante, succede. I problemi del web, esiste anche questo. Allora, Niente, grazie allora di aver intanto preso la parola Francesca, condividi a questo punto pure tu la sì, presentazione. Io innanzitutto ci tengo a ringraziare tantissimo la collega Elena Segattini, con cui appunto siamo già in contatto anche da anni e che anche questa volta ha voluto coinvolgerci in questa iniziativa. Noi come Camera di Commercio Italo-Germanica siamo sempre a disposizione delle aziende appunto che ci chiedono supporto per comprendere la normativa tedesca e quindi per poterle assistere sia oggi, diciamo durante il webinar, ma ben volentieri anche in fase successiva, nel momento in cui oggi non dovessimo arrivare a, diciamo, rispondere a tutte le vostre domande. L'unica cosa, vedo Francesca, non riesci a condividere la presentazione, può essere? io la presentazione è in condivisione, non so se la Io vedono non la tutti. vedo, ossia io vedo noi come persone, ma non vedo la presentazione, non so da che cosa dipenda. Ehm, Provo a Voi altri ricondividerla. vedete? Allora, la presentazione si vede la prima slide. No, adesso si Sì, vede proprio il programma perché PowerPoint. io Non so non se... vedo nulla della presentazione, quindi più che altro per capire a che punto siamo della presentazione, No, che avevo siamo, bisogno siamo di... siamo all'inizio, però... Perché io non vedo nulla, eh, nel senso, se io ah, vedo le ok. nostre facce, non so da che cosa dipende questo. Perché io posso incominciare in qualunque momento, solo che parlare senza vedere le slide che ci sono dietro, mm, faccio un po' fatica a seguirvi Allora, poi. provo a interrompere la condivisione e a riattivarla, vediamo se può essere una soluzione. Altrimenti, se volete, riprovo, visto che adesso sembra funzionare tutto, a ricondividere io. Simona, cosa vedi adesso? Ok, adesso vedo, Perfetto, Perfetto, si perfetto. Non vede so che... cosa fosse perfetto. prima il problema, abbiamo risolto. Perfetto. Allora, noi due come relatrici oggi appunto io sono responsabile del team ambiente alla Camera di Commercio Italo-Germanica da oramai più di 20 anni, quindi sicuramente ho vissuto un po' tutta l'evoluzione della normativa con i vari adeguamenti che ci sono stati. La collega Francesca Loiacono è decisamente più junior, ma è concentratissima nell'ultimo anno, aver vissuto già tutti i cambiamenti e aver assistito qualche centinaio di aziende, quindi è altrettanto preparatissima sull'argomento. Andiamo quindi direi subito avanti a vedere brevissimamente per chi non ci conosce come siamo strutturati a livello di Camera di Commercio Italo-Germanica. Siamo una realtà tripartita, siamo costituiti da una parte istituzionale che è appunto la Camera di Commercio Italo-Germanica che lavora soprattutto per i soci, tra i soci, quindi diciamo un pool di aziende molto specifico, la DIA International, all'interno della quale siamo inseriti noi, quindi anche come ufficio ambiente, che sono tutti i servizi di supporto alle aziende, quindi sicuramente la parte più importante. E la terza e ultima nata del gruppo è la Dual Concept, che è la società che praticamente si occupa dei percorsi di formazione, alternanza scuola-lavoro, quindi per l'inserimento di giovani leve nel mondo del lavoro. Dando sempre avanti, appunto brevissimamente Camera di Commercio, quindi tanti eventi, iniziative di International, la parte molto più
operativa invece, quindi dei diretti contatti commerciali, dei contatti a livello legale, joint venture e appunto tutto quello che è il mondo delle normative, noi in specifica materia ambientale, ma ovviamente anche molte altre materie nel momento in cui le aziende hanno questo tipo di interessi. Andando avanti, appunto qua il riassunto dei principali settori di cui ci occupiamo, che però non andrei ad approfondire oltre, giusto a livello informativo per voi. Andando ancora avanti, la Dual Concept, come dicevo, la società che si occupa proprio dei percorsi formativi, anche qui giusto per darvi indicazione che esiste questo tipo di settore e di attività. E passiamo invece adesso a quella che è la materia per la quale siete qui presenti oggi. Abbiamo scelto di non focalizzare solo di non partire direttamente dalle novità, perché ovviamente non abbiamo idea se tra i partecipanti di oggi ci siano solo aziende già registrate, già adempienti, che quindi hanno bisogno di capire solo cosa sta cambiando, o se magari ci sono aziende che vendono e magari in Germania non conoscevano la normativa e quindi hanno ancora bisogno proprio di adempiere come punto di partenza a questa normativa, o magari anche aziende che incominciano adesso a introdursi nei nuovi campi di attività dove adesso si viene coinvolti dalla normativa. Quindi parleremo brevemente di quello che è il quadro normativo del Verpackungsgesetz, quello che è lo status attuale della situazione, le novità introdotte e quelle in arrivo adesso a partire da luglio, e poi abbiamo previsto una serie di slide molto pratiche in modo tale che vi confrontate direttamente con quello che è il sistema poi di registrazione che eventualmente dovrete andare a compiere, e poi lo spazio appunto alle domande. Quadro normativo di riferimento, come già stato detto prima nell'introduzione, alla base di tutto c'è una direttiva comunitaria che però è stata recepita in maniera diversa nei vari paesi comunitari, e in Germania sicuramente il recepimento è uno dei più stringenti, motivo per cui appunto la maggior parte anche delle domande che ci arrivano sono proprio legate a questo tipo di mercato. La normativa vigente è quella del 1 gennaio 2019, il famoso Verpackungsgesetz, che ha sostituito la precedente Verpackungsverordnung. E gli approfondimenti saranno poi appunto sulle novità introdotte nel corso del 2021 e sulle novità adesso a partire dal 2022, in modo particolare a partire da luglio. Andiamo avanti. Vediamo che l'organismo principale che è stato introdotto nel 2019 è quello che anche oggi con il cambiamento normativo svolge un ruolo fondamentale, che è quello della Centrale Stelle, quindi dell'organo di controllo di tutti i registri, quindi il registro degli imballaggi. A partire dal 1 gennaio 2019, quando già era in vigore l'obbligo comunque di avere in gestione tutti gli smaltimenti degli imballaggi che vengono introdotti sul mercato tedesco, è stato introdotto questo registro, che non è nient'altro che il portale Lucid, che è l'interfaccia col quale le aziende si appunto interfacciano direttamente con questo organismo di controllo. E quindi dal 2019 l'obbligo per le aziende che esportano è diventato duplice. Da un lato continuano ad avere l'obbligo di avere in essere un contratto di smaltimento con un sistema duale, dall'altro parallelamente l'introduzione di una registrazione sul portale Lucid, che poi appunto vedremo nei dettagli cosa comporta e quali passaggi sono compresi. Andiamo avanti e vediamo che, come appunto è già stato detto, quindi non sto ad approfondirlo più di tanto, l'obiettivo principale della normativa è sempre quello di aumentare le quote di riciclaggio, quindi fare in modo che tutti gli imballaggi che vengono introdotti sul mercato siano il più ecologici e sostenibili possibile e che tutto venga correttamente raccolto e smaltito. Qui vediamo appunto le cifre di riferimento che sono state date come obiettivo. Andiamo ancora avanti
Abbiamo voluto introdurre questa slide, anche se oramai dovrebbe in realtà essere abbastanza superata come conoscenza, ma ci rendiamo conto che c'è ancora parecchie domande sul mercato relativo a questo. È il famoso logo del Der Grüne Punkt, del Duale System Deutschland, il DSD, il primo dei sistemi duali appunto presente in Germania. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che apporre questo logo in Germania non è più obbligatorio. Era obbligatorio fino all'oramai lontano 2009, quando gli imballaggi riciclabili dovevano per forza avere questo tipo di logo. Adesso l'obbligatorietà non c'è più, quindi posso introdurre in Germania i miei prodotti con relativi imballaggi senza questo logo, ma attenzione che nel momento in cui decido di apporre il logo, devo ricordarmi che in Germania c'è una società che è appunto il DSD Der Grüne Punkt, che detiene la proprietà dei diritti di royalty di questo logo. Quindi nel momento in cui decido di apporla, devo anche preoccuparmi di stipulare un contratto per pagare i diritti di royalty. Il simbolo però non ha assolutamente più la funzione che aveva in passato di indicare che il prodotto, l'imballaggio viene riciclato, perché tutto ovviamente viene riciclato. Perché ci sono alcune aziende che ancora continuano ad utilizzarlo? Perché ci sono alcuni paesi, quali vediamo elencati, sono rimasti oramai pochissimi, dove il logo è ancora obbligatorio. Quindi per comodità alcune società preferiscono di continuare ad apporlo. Esistono poi appunto alcune aziende che anche decidono di voler apporre il logo e vendere in tutti i paesi, in più paesi. Esiste l'organismo di riferimento Pro Europe, con quale a questo punto è possibile andare a stipulare un contratto per garantire appunto l'utilizzo del pagamento quindi dei diritti di royalty per tutti i paesi nei quali vado a effettuare delle vendite. Quindi questo come brevissimo excursus. Parliamo adesso concretamente, qua vediamo introdotte anche già le prime novità, di quelli che sono i soggetti coinvolti. Quindi il soggetto coinvolto in primis è il famoso Erstenverkehrsbringer, quindi colui che è produttore, importatore o distributore del prodotto confezionato che viene venduto sul mercato tedesco. Quindi, come è stato detto prima anche nell'introduzione, attenzione che chi vende in Germania è già direttamente responsabile di quelli che sono poi gli obblighi di smaltimento in Germania. Gli obblighi, quindi se tra di voi ci sono società che già vendono merce imballata sul mercato tedesco, è quello che abbiamo visto prima, quindi obbligo di partecipazione ad un sistema duale, obbligo di dichiarazione degli imballaggi immessi sul mercato tedesco al sistema duale e parallelamente l'obbligo di registrarsi alla postazione centrale, alla Zentralstelle, dove poi vengono anche ripetute tutte le dichiarazioni effettuate al sistema duale. Qual è la novità introdotta dal 1 gennaio 2022? È che tutti i produttori e i successivi distributori di imballaggi primari e secondari che non vengono raccolti presso il consumatore finale, quindi quelli che rimangono anche in ambito B2B, che per adesso erano esonerati, e quindi anche gli imballaggi da trasporto, gli imballaggi riutilizzabili o imballaggi di prodotti nocivi, rientrano nell'obbligo di confermare la corretta gestione dello smaltimento, quindi il famoso paragrafo 15 della normativa Fairpack G. Qui è già un primo accenno per capire quello che è l'ampliamento della normativa, dopo lo vedremo più nei dettagli. Importantissimo perché viene sempre, chiesto chi è effettivamente questo Erstenverkehrsbringer nel momento in cui ci confrontiamo con delle società estere. È colui che ha la responsabilità legale della merce al momento in cui questo passa il confine ed entra in territorio tedesco. Quindi è importantissimo, fondamentale verificare tutti i propri contratti che avete in essere con i vostri clienti in Germania e capire legalmente a livello contrattuale se siete voi nella responsabilità o se la merce passa di proprietà prima che entra sul mercato tedesco. Anche qui la nostra raccomandazione è quella di non avere solo un accordo verbale, ma di avere sempre una conferma scritta da parte dei vostri clienti. Perché è importante questo? Se si incorre in un controllo da parte della postazione centrale,
sia in mano un qualche documento scritto da poter dimostrare di conoscere la normativa e di essere adempienti, quindi di aver verificato la corretta interpretazione della normativa. Andiamo avanti. E sempre come approfondimento sul Ersten Verkehrsbringer abbiamo voluto riportare alcuni esempi specifici. Il caso delle vendite ex-works è un caso che ci viene richiesto molto spesso. Se è un vero ex-works puro, la merce passa di proprietà al cliente nel momento in cui lascia il vostro magazzino, il vostro punto vendita. Quindi a questo punto il responsabile legale è direttamente l'acquirente, quindi colui che acquista la merce da voi, e quindi a questo punto tutta la normativa deve essere ovviamente verificato col cliente che anche lui la vede in questo modo e che non si accoglie semplicemente i costi di trasporto, ma se è un vero ex-works tutti gli adempimenti legislativi sono a carico del vostro cliente. Nel caso invece tipico, altrettanto tipico, del delivery at place, quindi dove viene effettuata la vendita e la consegna in un determinato punto in Germania, è l'esatto caso opposto. Quindi qua siete voi responsabili della merce legalmente nel momento in cui entra sul territorio tedesco, e quindi sono in capo a voi tutti quelli che sono gli adempimenti connessi. Uno spedizioniere, un vettore esterno incaricato, non è assolutamente mai considerato l'importatore, ma il committente dell'importatore. Quindi in termini di conformità, il distributore finale in Germania deve garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla legge sugli imballaggi, altrimenti la merce potrà essere appunto vietata la commercializzazione di questa merce sul mercato tedesco, e questo è uno dei motivi per cui probabilmente alcuni di voi ultimamente stanno ricevendo anche indicazione dai propri clienti in Germania di verificare se si è appunto adempienti con tutti gli obblighi previsti dalla normativa. Andiamo avanti. Breve excursus su quelli che sono i sistemi duali presenti sul mercato tedesco. Allora, come si accennava, il mercato tedesco non è uguale a quello italiano, non c'è un unico CONAI, il mercato tedesco è un mercato libero e attualmente vede 11 sistemi duali ufficialmente riconosciuti. Nella prossima slide vediamo anche quelli che sono i loghi, i nomi di questi sistemi duali. Sono tutti ufficialmente riconosciuti, quindi non ce n'è uno buono o uno cattivo. Noi come Camera di Commercio lavoriamo con tutti e conosciamo quelle che sono le differenze, diciamo, tra un sistema e l'altro. Come dicevo prima, non ce n'è uno più consigliato o uno meno consigliato, l'unica è conoscerli tutti quanti nel momento in cui si ha bisogno di stipulare un contratto, perché solo la conoscenza del sistema mi fa capire che magari uno è più vantaggioso se ho piccoli quantitativi di materiali, uno è più vantaggioso se ho grandi quantitativi di materiali, uno ha delle soglie minime, altro non ha delle soglie minime, altri sono più vantaggiosi se ho delle stime molto realistiche, altri hanno condizioni contrattuali che prevedono delle penalità nel momento in cui ho grandi differenze, quindi difficoltà a prevedere quello che andrò a vendere. E quindi la nostra conoscenza del mercato ci porta appunto a dirvi non c'è un modo sbagliato o giusto di procedere, ma per fare l'interesse della propria azienda è buon consiglio quello di conoscere un po' tutte le realtà e scegliere quello che economicamente è più vantaggioso per la vostra specifica realtà. Andiamo pure avanti. Allora, buongiorno intanto anche da parte mia, e come adesso approfondiamo invece la tematica un po' più tecnica, un po' più diciamo appunto nel pratico, di che cosa sono gli imballaggi e quali imballaggi intendiamo quando parliamo di imballaggi soggetti a obbligo di partecipazione al sistema e quali sono invece esenti. Appunto in particolare parliamo di imballaggio primario da vendita, imballaggio secondario multiplo e imballaggio terziario da trasporto. Diciamo, il primo punto è l'imballaggio primario da vendita, il primo livello di packaging, che è
con l'imballaggio che racchiude direttamente il prodotto, quindi che entra in contatto diretto col prodotto e che lo avvolge per poter essere diciamo, maneggiato con più cura. In questa categoria di imballaggi, quindi nell'imballaggio primario, rientrano anche gli imballaggi di servizio, che effettivamente appunto entrano direttamente a contatto con il prodotto. La differenza però è che vengono venduti nello stesso momento, il prodotto viene imballato nello stesso momento in cui avviene la vendita. In particolare si fanno appunto gli esempi delle coppette, delle shopper per il pane e di tutti quegli imballaggi che appunto diciamo vengono utilizzati direttamente dal negoziante o dal ristorante o dal take away, insomma. La destinazione è sempre il consumatore finale o luoghi assimilabili al consumatore finale, che possono essere vari ed eventuali, come ristoranti, ospedali, cinema, musei, aziende, società di amministrazione, eccetera. Il secondo livello invece di packaging è l'imballaggio secondario o multiplo. Si tratta di un imballaggio che raggruppa e conserva singole unità di vendita. In particolare ricordiamo che non è a contatto diretto con il prodotto e ha anche l'obiettivo di catturare l'attenzione del consumatore durante l'acquisto. Un esempio possono essere le confezioni di patatine multiple, quindi dove in una grande confezione, che è l'imballaggio secondario, sono inserite diversi pacchettini più piccoli che vengono appunto venduti, non vengono venduti singolarmente, ma vengono venduti dentro a questo imballaggio secondario, di solito a 6-8 pezzi. Dal 2019 anche questa tipologia di imballaggio rientra nell'ambito di applicazione della legge tedesca ed è quindi da dichiarare al sistema duale eventualmente insieme all'imballaggio primario. Poi abbiamo il terzo livello di packaging, che è l'imballaggio terziario o da trasporto. Diciamo che di queste tipologie che abbiamo visto finora, questa è quella che funziona di più dal punto di vista del pratico, nel senso che si tratta di un imballaggio che è concepito per facilitare e aiutare la manipolazione e il trasporto dei prodotti verso poi il punto vendita per poi essere distribuito al consumatore finale. Quindi si permette di trasportare anche in questo caso contemporaneamente più imballaggi primari e secondari e alcuni esempi sono appunto grandi scatoloni, pallet su cui vengono appunto messi questi scatoloni, come termoretraibile e prodotti protettivi che sono appunto utilizzati per sicurezza, per trasportare in sicurezza il prodotto e arrivano quindi, fanno arrivare il prodotto al consumatore finale o al negoziante dove viene poi venduto senza rischi. Abbiamo poi un approfondimento ulteriore rispetto agli imballaggi da trasporto perché in passato in realtà non c'era nessun obbligo di registrazione di questi imballaggi sul portale Lucid, sulla centrale Stelle, sulla postazione centrale. Tuttavia esisteva una gestione separata tramite un contratto apposito con uno smaltitore tedesco e generalmente fino all'anno scorso, almeno era così, era il cliente o distributore finale tedesco che si occupava di questa tipologia di imballaggio, della gestione del corretto smaltimento o ritiro. In realtà dal 1 luglio 2022, in realtà dal 1 gennaio 2022 è entrata in vigore questa novità della legge tedesca sugli imballaggi che prevede che anche sullo SID sia da confermare l'immissione sul mercato tedesco degli imballaggi da trasporto. Per cui quello che si richiede alle aziende è di chiedere, di verificare preventivamente con i propri clienti in Germania se effettivamente esiste una gestione di questa tipologia di imballaggi corretta. In caso contrario, dato che le sanzioni risalgono fino al produttore o primo distributore in Germania, quindi a chi ha legalmente la proprietà della merce al passaggio di confine con la Germania, è richiesto anche in questo caso appunto la regolarizzazione, quindi un eventuale contratto apposito per la gestione corretta anche di questa tipologia di imballaggi. Un ulteriore approfondimento lo facciamo invece sugli imballaggi per la spedizione da e-commerce o comunque imballaggi per
vendite a distanza a confronto con gli imballaggi da trasporto. Infatti, a differenza degli imballaggi da trasporto, questi imballaggi per la spedizione sono considerati alla pari degli imballaggi da vendita primari, quindi rientrano in questo caso nell'obbligo di dichiarazione al sistema duale, obbligo che hanno appunto le aziende che detengono la proprietà della merce al momento del passaggio in Germania. In questo caso, per quanto riguarda in particolare novità dell'ultima ora, dell'ultimo minuto, abbiamo Amazon per esempio come canale distributivo che sta richiedendo ai propri clienti, quindi alle aziende che commerciano tramite Amazon, la regolarizzazione o questo numero LUCID appunto derivato dal portale della postazione centrale di cui parlavamo all'inizio, per poter avere conferma della corretta gestione anche di questa tipologia di imballaggi. E quindi stiamo ricevendo un bel po' di richieste anche in merito a questo aspetto. Questo è appunto quello che stavo dicendo ora, quindi che ci sono questi obblighi nuovi per gli operatori di marketplace, quindi di registrarsi al portale Lucid e di partecipare quindi al sistema duale per la gestione degli imballaggi. Dal 15 giugno Amazon per esempio dal 15 giugno sta facendo questa operazione e la prima emissione sul mercato senza partecipare al sistema in questo caso produce delle sanzioni, per cui le aziende dovrebbero appunto regolarizzarsi entro breve tempo, insomma. Allora, sempre quelli che sono appunto l'excursus che stiamo facendo sui vari cambiamenti in corso, abbiamo voluto citare, ma direi proprio solo citare, non approfondire, perché immagino che siano conoscenze che avete assolutamente, che non riguardano quindi in maniera esclusiva la Germania. C'è la novità che è stata introdotta oramai un anno fa quasi, il 3 luglio 2021, che definisce il divieto di immissione sul mercato di alcuni prodotti in plastica monouso. Abbiamo ritenuto importante nominarla perché ovviamente riguarda anche il mercato tedesco, quindi è assolutamente giusto citarla. Riterrei appunto non indispensabile approfondirla oltre alle informazioni che già vedete qui raccolte, proprio perché probabilmente la conoscete benissimo anche dal mercato italiano, quindi sono tutti questi prodotti che pian piano stiamo vedendo scomparire anche dai punti vendita, dai supermercati, proprio perché la normativa vigente non permette più la commercializzazione di questi articoli. Andiamo avanti e vediamo un altro brevissimo excursus, anche questo che immagino che conosciate molto bene, che riguarda la normativa che regolamenta l'etichettatura della plastica monouso in Germania. Anche qui il recepimento è stato analogo a quello che già conoscete per l'Italia, quindi l'obbligo di etichettare gli imballaggi da vendita e gli imballaggi secondari per alcuni prodotti in plastica monouso, ad eccezione di quelli che hanno una superficie più piccola, inferiore ai 10 cm quadrati. Quindi un lungo elenco di prodotti che appunto per poter essere introdotti sul mercato a partire da luglio sempre 2021 necessitano questo tipo di etichettatura, questi loghi che incominciamo appunto a vedere circolare sul mercato. Anche qui appunto direi di non perdere tempo, l'abbiamo voluto citare, ma andiamo subito agli ulteriori approfondimenti che riguardano invece la Germania. Abbiamo voluto nominare anche gli imballaggi monouso per le bevande perché sono un settore nel quale forse anche alcune delle vostre aziende sono attive. Riguarda un settore che è sempre regolamentato dalla Verpackungsgesetz, quindi dalla stessa normativa, che prevede che tutte quelle che sono appunto bevande imballate con imballaggi monouso a base di acqua, quindi bibite rinfrescanti con o senza bollicine, bibite mix alcoliche o anche la birra, quindi contenute in imballaggi compresi fra 0,1 e 3 litri, e anche l'ampliamento c'è già stato per le bevande a base di nettare di frutta o di verdura, rientrano in questo obbligo di registrazione.
Attenzione che qui sono previsti anche vari ampliamenti a partire dal 1 gennaio 2022. L'ampliamento c'è stato per l'obbligo appunto di partecipazione a questo sistema anche per tutte le bottiglie monouso in plastica e lattine contenenti anche vino o altre bevande alcoliche, succhi di frutta, eccetera. Ed è stato già annunciato un ulteriore ampliamento della normativa a partire dal 1 gennaio 2024 che andrà a includere in questo settore, in questo campo di applicazione, anche tutti quei prodotti a base lattiero-casearia, quindi yogurt, kefir, latte ed altri prodotti simili. Cosa significa concretamente per le aziende che hanno in programma questa tipologia di prodotti? Significa una serie di adempimenti un pochino più rigorosi rispetto a quelli che abbiamo visto prima del semplice sistema duale e postazione centrale. Significa che per poter essere venduti questi imballaggi devono avere delle etichette conformi, quindi con un marchio DPG e con un codice EAN, che deve essere letto ovviamente in tutti i punti di vendita e di raccolta di questi tipi di imballaggi. Il logo che quindi deve comparire è quello che vediamo apportato qua nella slide, anche con un inchiostro diciamo particolare, con delle dimensioni e indicazioni particolari. E su tutte queste tipologie di imballaggi viene applicata una cauzione. Questo significa che coloro che introducono questi prodotti sul mercato tedesco devono sottostare diciamo a delle normative abbastanza rigorose, quindi avere uno stampatore abilitato ad apporre questo tipo di logo, aprire anche un conto di corrente in Germania per il carico-scarico di questi depositi cauzionali, avere un contratto con l'ente di riferimento, quindi il DPG, Deutsches Pfandsystem, e parallelamente ovviamente se ci sono anche imballaggi di vendita diversi da quelli dei depositi cauzionali, quindi delle bottiglie e delle lattine, bisogna avere in più come aggiunta quello che abbiamo visto prima relativo al contratto di smaltimento col sistema duale e la registrazione Lucid. Attenzione, anche qui c'è un'importante novità a partire dal 1 luglio 2022, dopo lo vedremo anche con le slide di approfondimento della postazione centrale. Se si hanno questo tipo di imballaggio, che per adesso appunto i imballaggi monouso non dovevano essere dichiarati o indicati nel portale Lucid, a partire dal 1 luglio bisogna indicare se vengono introdotti sul mercato queste tipologie di imballaggio, quindi a garantire, a confermare che questi imballaggi arrivano sul mercato. Per poterlo fare in piena coscienza, come diceva prima la collega, bisogna a priori aver verificato con i propri clienti in Germania se lo smaltimento viene gestito da loro, così come in passato si dava un attimino per scontato, o se invece non avviene così e quindi attivarsi in prima persona anche per definire un contratto di smaltimento ad hoc. Andiamo avanti. Ok, allora ora alla fine di tutte queste appunto dell'excursus sulle novità entriamo più appunto in una parte pratica, quindi per voi aziende, per quanto riguarda il processo di regolarizzazione, in particolare per poter arrivare ad una corretta gestione degli imballaggi, per quegli imballaggi che appunto vengono immessi da voi sul mercato tedesco. In particolare parleremo del processo di regolarizzazione stesso, ci sarà una breve introduzione del catalogo della postazione centrale con degli esempi pratici di come viene utilizzato questo catalogo e come è utile alle aziende utilizzare questo catalogo, alcuni esempi pratici sulla registrazione al portale Lucid, che è poi il registro pubblico della postazione centrale, che è utile sia a voi che ai vostri clienti che alla postazione centrale stessa in caso di controlli, e poi faremo un ulteriore approfondimento sulle novità appunto dal 1 luglio 2022. Partiamo dal processo di regolarizzazione. Il processo di regolarizzazione per voi aziende consiste appunto nel regolarizzare la gestione degli imballaggi che vengono esportati verso la Germania. In particolare per fare ciò sono necessari questi 3 passaggi che vedete qui in alto, quindi la consultazione del catalogo,
e in contemporanea la stipula di un contratto col sistema duale, quindi con la società effettivamente che si occupa della gestione dell'imballaggio, e la registrazione al portale Lucid, quindi la registrazione a questo registro pubblico relativo alla gestione degli imballaggi. In particolare per quanto riguarda Lucid, dal 3 luglio 2021 c'è la possibilità per le aziende che non hanno una sede in Germania di delegare una terza parte per le dichiarazioni e per tutti gli adempimenti necessari per poter essere in regola. In particolare il produttore estero può incaricare un rappresentante autorizzato tedesco per adempiere agli obblighi appunto di dichiarazione e di aggiornamento del portale Lucid relativo all'azienda, ad eccezione però della prima registrazione, quindi la registrazione al portale Lucid è fatta dall'azienda stessa o dal produttore, insomma, e deve avvenire appunto tramite un PC effettivamente presente in azienda, perché quello che eventuali controlli vanno a verificare è che l'indirizzo IP, quindi una questione meramente informatica, sia proprio quello relativo al luogo in cui ha sede il produttore. Partiamo dal catalogo. Il catalogo della postazione centrale si pone, diciamo, come una lista di 40 gruppi di prodotti e di oltre 500 prodotti, a titolo di esempio, che vi danno la certezza, diciamo, delle dichiarazioni corrette dei vostri imballaggi, per cui diciamo è uno strumento diventato vincolante dal 2019, in continuo aggiornamento, e fornisce appunto queste linee guida ai produttori, quindi alle aziende, per la corretta applicazione della legge tedesca sugli imballaggi. È al momento consultabile solo in lingua tedesca e appunto contiene questa serie di prodotti, in particolare appunto 40 gruppi di prodotti, i più svariati prodotti che possiate immaginare, e oltre 500 esempi di questi prodotti con relativa tipologia di imballaggio e spiegazione su come dichiarare questi imballaggi. È possibile che alcuni prodotti non siano presenti, per questo diciamo che questo strumento è in continuo aggiornamento, e questo, se il prodotto non è presente, può richiedere appunto un parere, si può richiedere un parere alla postazione centrale attraverso questa richiesta, questo ANTRAG. Appunto si fa questa richiesta ufficiale e entro qualche mese solitamente si riceve una risposta con appunto le spiegazioni su come dichiarare gli imballaggi relativi a quel determinato prodotto, purtroppo ancora non presente magari nel catalogo. Qui abbiamo invece un esempio di catalogo, quindi di quello che vi troverete di fronte se mai doveste andare ad analizzarlo. In particolare abbiamo qui l'esempio delle scarpe. Vedete che il gruppo di prodotti sono appunto i tessuti, le scarpe e gli accessori in pelle, e il prodotto, poi la sottocategoria, sono proprio le scarpe, quindi è proprio specifico per le calzature, per le scarpe. In particolare ci sarà poi una sezione con la descrizione del prodotto e altre due colonne appunto dove sono indicati gli esempi di prodotti che rientrano in questo gruppo e esempi invece di prodotti che non rientrano nel gruppo. Sotto invece potete vedere nella sezione Begründung tutte le indicazioni appunto relative a come dichiarare gli imballaggi relativi alle calzature e a tutti quegli esempi che troviamo sopra. Potrebbe anche darsi che per alcuni prodotti ci siano delle Besonderheiten, che sono delle particolarità, e vengono indicate invece nell'ultima parte di questa tabella. C'è poi una seconda parte del catalogo che invece riguarda la panoramica sull'obbligo di partecipazione. Vedete che in particolare in questa pagina parliamo degli imballaggi da vendita, quindi gli imballaggi primari che abbiamo visto nella prima parte. Vedete che c'è una distinzione dei diversi materiali che possono essere destinati ad essere imballaggi per questo tipo di prodotti, esempi poi di imballaggi, quindi la caratteristica e la forma dell'imballaggio che potrebbe esserci per le calzature in particolare, se ci sono dei criteri di demarcazione, come per esempio in questo caso ci sono, e sono queste 3 paia.
quindi se in particolare per le scarpe, ma poi per ogni tipologia di prodotto è diversa ed è a sé. Per quanto riguarda le scarpe, tutto ciò che contiene meno di 3 paia di scarpe è da dichiarare come imballaggio, mentre tutto ciò che eccede queste linee di demarcazione, che sono appunto in questo caso le 3 paia, non sono più soggette all'obbligo di partecipazione, anche se da luglio 2022 tutto ciò che eccede questa linea di demarcazione è comunque da segnalare in Lucid. Non è da segnalare la quantità, ma sarà da dichiarare che esistono anche imballaggi che contengono più di queste 3 paia in questo caso, ma più eccedono quindi il criterio di demarcazione. C'è poi una sezione dedicata agli imballaggi da spedizione e agli imballaggi secondari. In questo caso, come vedete, non ci sono linee di demarcazione, quindi tutti gli imballaggi relativi alla spedizione e l'imballaggio secondario saranno da dichiarare. Ripeto, per ogni prodotto c'è una specifica, quindi può essere che ci siano delle linee di demarcazione, come no. È da consultare basandosi quindi sul prodotto che l'azienda effettivamente produce. E poi abbiamo un'altra tabella, un'ultima tabella con delle specifiche ulteriori relative appunto sia agli imballaggi da vendita che agli imballaggi secondari e da spedizione. Facciamo un ulteriore approfondimento sul cosa considerare prodotto e cosa considerare imballaggio, perché a volte, come vedete nei due esempi delle capsule di caffè e degli astucci degli occhiali, si vedono diciamo, delle tipologie di imballaggi che potrebbero però essere considerati effettivamente anche prodotti. Per quanto riguarda in particolare le capsule di caffè, si tratta di imballaggi se le capsule dopo l'utilizzo vengono completamente svuotate, quindi non rimane il residuo di caffè al loro interno. Al contrario, vengono considerate invece prodotto se dopo l'utilizzo rimane la polvere di caffè residua all'interno. Vedete qui poi l'immagine che è esemplificativa di che cosa si tratta, di come indichiamo le capsule, insomma. Invece al contrario gli astucci portaocchiali sono sempre considerati imballaggi perché costituiscono un'unità di vendita insieme agli occhiali e servono a contenere, proteggere e a maneggiare gli occhiali stessi. È molto raro che un astuccio portaocchiali venga venduto separatamente dall'occhiale quando viene proprio consegnato al consumatore finale dall'ottico, ecco. In particolare abbiamo anche questa lista, si tratta degli imballaggi che rientrano appunto tra i materiali che potrebbero costituire appunto l'imballaggio stesso. Abbiamo la carta e il cartone, il vetro, la plastica, i metalli ferrosi, quindi tutto ciò che è lega di metallo che contiene ferro, come per esempio appunto la latta, le lattine, l'alluminio, sempre relativo alle lattine, insomma diverse tipologie di imballaggi, gli imballaggi composti in cartone per bevande, per esempio il Tetra Pak, quindi tutto ciò che contiene latte, succhi e che è costituito da parti diverse, in particolare utilizzati per le bevande. Gli altri composti che sono quindi imballaggi composti da diversi materiali, appunto esclusi quelli che rientrano nella categoria sopra, quindi per esempio il Tetra Pak, e che questi materiali che sono composti non sono manualmente scomponibili, separabili, quindi la componente minore supera il 5% del peso totale dell'imballaggio. Per esempio i poliaccoppiati, vengono in mente i poliaccoppiati in plastica e eventualmente metallo ferroso. Altri materiali invece sono i materiali naturali come il legno, il sughero e tutto ciò che è oltre a quelle categorie che abbiamo visto sopra, esclusi però il ferro e l'alluminio. Abbiamo poi il portale Lucid, quindi il secondo passaggio insieme al contratto da stipulare con il sistema duale. Infatti, come ricordiamo anche nella slide, è obbligatoria la registrazione ad un sistema duale in concomitanza con il portale Lucid prima della messa in commercio della merce che è stata imballata. Come dicevamo prima, il portale Lucid è un registro pubblico in cui sono inseriti i dati aziendali, quindi del produttore, e anche i marchi dei prodotti commercializzati in Germania. È consultabile appunto al link che vedete qui sulla slide
e come dicevo appunto al momento della prima registrazione è obbligatorio dichiarare anche di avere in essere un contratto di smaltimento. Infatti solo la registrazione del portale Lucid non vi permette di essere appunto in regola con la gestione degli imballaggi, ma sarà necessario questo contratto di smaltimento con una società duale di cui appunto vi aveva fatto vedere la collega, ce ne sono 11 al momento con cui noi collaboriamo e con cui si può stipulare un contratto, quindi sono necessari questi due passaggi, diciamo, in parallelo per poter essere in regola. Esiste dal 5 maggio un nuovo processo di registrazione delle aziende che non sono ancora iscritte al portale Lucid, in particolare la registrazione passa da 8 passaggi della versione, diciamo, passata ai 5 passaggi della versione corrente. È necessario in più della registrazione normale anche l'indicazione tramite appunto questo flag di cui abbiamo già parlato diffusamente sulle tipologie di imballaggio che vengono messe in commercio. In questo caso appunto sempre relativamente ai flag, quindi anche gli imballaggi che non rientrano nell'obbligo di partecipazione al sistema, quindi che non rientrano nel contratto col sistema duale, quindi non sono imballaggi primari, non sono imballaggi secondari o da spedizione, devono essere comunque indicati sul portale Lucid, secondo appunto il capitolo 15 della legge tedesca sugli imballaggi. In questo caso però non sarà necessario dichiararne le quantità, sarà necessario solo indicare che vengono introdotti sul mercato tedesco. Le aziende già iscritte invece vi facciamo presente che esiste una nuova dashboard, una nuova pagina iniziale sul portale Lucid, quindi accedendo con le credenziali è possibile vedere questa schermata. In particolare in alto a sinistra c'è sempre il numero Lucid, che è il numero indispensabile da consegnare, da fornire al vostro cliente in caso di richiesta o addirittura magari nelle fatture, nei DDT, per poter confermare che siete iscritti e che state gestendo correttamente i vostri imballaggi. In particolare poi lo stato, Registrierung Status appare come attivo, quindi voi avete la registrazione appunto attiva, è possibile eventualmente chiuderla dalla sezione Master Data, quindi dalla prima sezione che vedete qui. C'è una seconda sezione appunto dedicata ai dettagli sull'imballaggio, che è dove effettivamente andranno modificati i flag, dove andranno inseriti i flag relativi alle tipologie di imballaggio che state esportando in Germania. C'è una terza sezione dedicata appunto ai marchi degli imballaggi, che andranno inseriti tutti relativamente a quelli che appunto state esportando, e se non ci sono marchi invece andrà inserito il nome stesso dell'azienda. Il rappresentante autorizzato, nel caso ci fosse bisogno, c'è questa sezione dedicata. Nella seconda riga invece vediamo il data report, che è dove andranno inserite le dichiarazioni relative agli imballaggi. La penultima sezione riguarda la dichiarazione di completezza, che è un adempimento necessario per le aziende che eccedono determinati criteri che poi vi introdurrà la collega. Sono comunque criteri molto alti, si parla di 50 tonnellate di vetro e altri, insomma sono adempimenti molto, molto elevati. E poi c'è la sezione documenti appunto relativa all'area documenti, dove potete scaricare poi varie conferme o conferme delle dichiarazioni effettuate per quanto riguarda gli imballaggi. Per quanto riguarda invece le aziende già iscritte, è possibile effettuare degli aggiornamenti entro il 1 luglio 2022, in particolare entrando nella sezione Details about the Packaging, o appunto prima c'era la sezione in tedesco, sì, Details about the Packaging. Entrando in questa sezione è possibile appunto modificare i dettagli relativi alla tipologia di imballaggio, quindi andare ad apporre i flag necessari per identificare quali imballaggi state immettendo sul mercato tedesco. Poi è possibile inserire e modificare i marchi che state commercializzando, magari essendo già iscritti avete dei marchi che non commerciate più, è possibile toglierli, eventualmente aggiungere quelli nuovi e vedere poi il riepilogo di tutti gli inserimenti e vedere se la situazione quadra, se è tutto corretto ed aggiornato. Abbiamo poi parlato... No, scusa, avanti tu vai, non c'è problema. No, non c'è problema, non c'è problema.
vuoi dirlo tu, ci mancherebbe. No, no, non si Allora, potrebbe. abbiamo parlato varie volte di questi flag, ve li vogliamo far vedere proprio per per portarvi più vicino a quello che è la novità del sistema. Quindi dal primo luglio bisogna dare, come si è detto diverse volte, indicazione se queste tipologie di imballaggi vengono da voi introdotte sul mercato tedesco. Come diceva la collega, nell'obbligo dichiarativo, quindi di essere registrati con un sistema duale, è solo ciò che rientra nei criteri definiti dal catalogo della postazione centrale. Tutto ciò che però è al di là di questi criteri, che quindi non viene gestito da un contratto di smaltimento, dal 1° luglio ne devo dare evidenza, devo segnalare nel portale che esistono queste tipologie di imballaggi. Quindi in questo momento la normativa non mi chiede dei quantitativi, non mi chiede in realtà neppure di segnalare se sono io che li gestisco o se li gestisce il mio cliente, ma di darne evidenza. Buona norma, prima di andare ad apporre questi flag, o comunque parallelamente, visto che ormai il 1° luglio è molto vicino, quindi magari non c'è il tempo di fare tutte le dovute verifiche, diciamo prima del 1° luglio, è comunque consigliabile contattare i propri clienti e verificare che le tipologie di imballaggi che non sono gestite da me direttamente sono correttamente gestite dal mio cliente, in modo tale che questo flag, oltre che ad indicare che gli imballaggi vengono introdotti, segnala anche una mia verifica che effettivamente tutto viene a norma di legge. Qui è il primo flag, ve li abbiamo posti in ordine cronologico, così come li trovate direttamente sul portale Lucid. Si parla degli imballaggi soggetti all'obbligo di partecipazione al sistema, quindi quelli destinati al consumatore finale o i luoghi assimilabili al consumatore finale. Attenzione che se siete un'azienda già registrata, quindi sul portale Lucid come azienda che rientra in questo settore, che quindi avete in essere un contratto di smaltimento per gli imballaggi da vendita, a partire da 5 maggio questo flag vi compare in automatico, proprio perché si dà per scontato che è una tipologia di imballaggi che voi andate a immettere sul mercato tedesco. Quindi se è così non dovete ovviamente fare alcuna ulteriore segnalazione, semplicemente verificare che compare tutto correttamente. Vediamo poi quella che è la pagina successiva che riguarda quindi gli imballaggi da servizio, quindi quelli destinati ai distributori finali. Attenzione che solo gli imballaggi appunto immessi sul mercato tedesco previa gestione attraverso un regolare contratto con un sistema duale effettuato dal distributore a monte sono quelli che vanno indicati appunto in questa sezione. Questa sezione si rivolge esclusivamente agli ultimi distributori in loco di questi imballaggi, quindi ad esempio ai punti vendita, alle panetterie, alle gelaterie, che quindi dal 1° luglio devono anch'esse registrarsi sul portale Lucid e andare ad apporre qui un flag. Quindi voi, anche se siete società che immettono sul mercato tedesco imballaggi da servizio, attenzione che in questa sezione non dovete andare a flaggare assolutamente nulla. Queste sono ovviamente informazioni che anche noi stiamo apprendendo di giorno in giorno, perché anche per noi ovviamente, come potete ben immaginare, è tutto nuovo e quindi confrontandoci quotidianamente con la postazione centrale, col registro, con le aziende che si registrano, stiamo appurando e implementando queste informazioni. Possiamo andare quindi avanti con quella che è la prossima visualizzazione che ritroverete, che è quella relativa agli imballaggi monouso per bevande, quelli di cui appunto abbiamo parlato prima e come appunto detto prima, se si introducono sul mercato questi imballaggi va indicato in questa sezione con questo apposito flag. Andiamo ancora avanti, appunto è una panoramica questa di tutti i flag che ritrovate, gli imballaggi B2C che restano in ambito commerciale B2B, quindi tutti quegli imballaggi business to consumer che quindi sarei portato a definire quindi come imballaggi da vendita, ma che in effetti attraverso la consultazione del catalogo della postazione centrale mi viene definito a priori con i criteri di demarcazione che sono definiti come imballaggi B2B e qui appunto ne devo dare evidenza di presenza di queste tipologie di imballaggi.
Quindi sono imballaggi che non sono soggetti al sistema di partecipazione, ma appunto ne devo dare evidenza. Questi sono invece, vai pure avanti, scusa, gli imballaggi, il flag è relativo agli imballaggi contenenti sostanze nocive. Anche qui appunto devo indicare che esistono questi tipi di imballaggi che io vado ad introdurre sul mercato tedesco. Sempre proseguendo, troviamo il flag relativo agli imballaggi da trasporto, quindi qua la segnalazione, attenzione, che spetta a coloro che immettono in commercio merce imballata da trasporto, quindi gli imballaggi da trasporto che per definizione sono destinati a non arrivare al cliente finale, ma a rimanere in ambito B2B, quelli che appunto fino adesso erano assolutamente esonerati da obblighi di registrazione e di segnalazione. Una nota abbiamo voluto segnalarvi, torna pure indietro un secondo perché questo ritengo sia abbastanza importante, riguarda gli Europallet, che sono da considerarsi imballaggi riutilizzabili e pertanto non rientrano in questa categoria, ma li vediamo poi in una categoria successiva. Andiamo ancora avanti. Ci sono gli imballaggi la cui partecipazione è incompatibile con il sistema, in accordo con appunto il paragrafo, l'articolo 7, paragrafo 5 della normativa tedesca. Sono imballaggi che proprio appunto come dice la definizione stessa, sono casi molto particolari, l'abbiamo segnalata perché esiste. Sono imballaggi che non risultano essere riciclabili in alcun modo e del quale se fossero presenti deve essere data evidenza in questa sezione. Andiamo ancora avanti e troviamo gli imballaggi riutilizzabili, quelli che nominavamo prima, quindi che per essere definiti tali devono assolvere a 3 funzioni in concomitanza. Quindi devono risultare riutilizzabili più volte per la stessa funzione, devono dare la possibilità di essere restituiti e di poter essere utilizzati nuovamente con la stessa funzione e devono normalmente essere collegati a un sistema di incentivazione, un po' quello che abbiamo visto prima con gli imballaggi monouso per le bevande, quindi deve essere incentivato attraverso tipicamente un deposito cauzionale ed è in questa categoria che rientrano appunto gli Europallet di cui già facevo menzione prima, quindi anche qui se si hanno questi imballaggi ne vado semplicemente a indicare la presenza. Procediamo ancora oltre. E qui abbiamo voluto riepilogare nel momento in cui quindi sono un'azienda registrata che è andata ad apporre tutti quelli che sono i miei vari flag, troverò il riepilogo specifico relativo alla mia azienda, quindi come azienda che immette sul mercato gli imballaggi da vendita e poi nel caso specifico le tipologie di imballaggi appunto non soggetti a registrazione ma che ho segnalato come imballaggi che introduco sul mercato. Qui ovviamente ogni visualizzazione sarà diversa una dall'altra a seconda delle tipologie di flag che vado ad apporre. Andiamo ancora oltre in modo che poi vi lasciamo anche spazio alle domande. Importantissimo è la selezione a cui si faceva già prima dei marchi degli imballaggi commercializzati, quindi già in fase di prima registrazione al portale Lucid devo andare a segnalare quelli che sono i marchi dei prodotti che vado a mettere in commercio, solo nel momento in cui non ho dei marchi vado a sostituire con il nome, con la ragione sociale dell'azienda. Anche qui nel momento in cui vado ad apporre questi flag, prima di concludere diciamo questa fase di registrazione, devo andare a segnalare i marchi per le tipologie di imballaggi che ho segnalato, quindi come imballaggi che vengono immessi sul mercato tedesco e devo dare evidenza dei marchi ad essi correlati. Andiamo ancora avanti, è necessario assolutamente confermare e inviare quindi la modifica della registrazione una volta che ho terminato tutto questo iter di apposizione dei vari flag. Successivamente, come avviene sempre con la postazione centrale, riceverò una conferma, un'email di conferma attestante la modifica della registrazione che è appunto avvenuta correttamente. Andiamo avanti.
Qui vi abbiamo voluto riportare quindi tutta la panoramica di quello che è lo status delle dichiarazioni che come azienda regolarmente registrata devo quindi andare a comunicare. C'è la comunicazione del quantitativo stimato di esportazione che devo fare tipicamente prima che inizi un nuovo anno. Qui li abbiamo riassunti anche appunto per semplicità, per panoramica. La pagina precedente era come si pone appunto il portale Lucid, qui direttamente il riassunto, quindi devo poi entro al più tardi il 15/5 dell'anno successivo, quindi entro il comunicare il consuntivo effettivo di quello che avevo immesso sul mercato l'anno precedente. Se mi accorgo in fase magari correttiva o perché non avevo un contratto regolare corretto prima di questa data, c'è un'ulteriore sezione che si chiama Supplementary Volume Report, dove posso andare ad aggiungere quantitativi dichiarati quindi o come differenza di una dichiarazione precedente se vado a fare una correzione o come intero importo nel momento in cui mi sono per qualunque ragione scordato di effettuare inserire una dichiarazione entro il termine previsto. Initial Planned Volume Report è appunto il previsionale che devo sempre andare ad inserire per ogni nuovo anno, e in corso d'anno ho l'Intra-Year Volume Report, quindi le dichiarazioni periodiche nel momento in cui ho un volume tale che è previsto che devo fare dichiarazioni mensili o trimestrali, in caso contrario vado a fare, se ho piccoli quantitativi, solo dichiarazioni annuali. Attenzione che anche solo il fatto di non riportare le dichiarazioni sul portale Lucid mi mette a rischio di sanzioni, e si parla di sanzioni fino a 10.000 euro. Proseguiamo ancora. Si è parlato prima della dichiarazione di completezza, giusto 2 parole perché immagino che non tutti voi siate coinvolti. Se si hanno grandi quantitativi di esportazione e si superano questi quantitativi di 80 tonnellate di vetro oppure 50 tonnellate di carta o 30 tonnellate come somma di tutti gli altri materiali, entro il 15 di maggio dell'anno successivo devo andare a effettuare una dichiarazione di completezza, che è praticamente un audit, una revisione molto complessa, molto completa, che mi deve essere certificata da un revisore ambientale ufficialmente riconosciuto e abilitato dal sistema tedesco. Non deve essere per forza una persona tedesca, ma deve conoscere la normativa tedesca, conoscere la lingua tedesca, e deve essere certificato sul portale Lucid. Poi può essere di qualunque nazionalità. E poi devo, insieme appunto a questo revisore, caricare sul portale Lucid l'esito di questa certificazione. Andiamo ancora avanti. Questo è un esempio che abbiamo voluto riportarvi di quelli che sono invece i provvedimenti sanzionatori che la postazione centrale, ahimè, sta comunicando. In passato sapevamo di comunicazioni solo relativamente ad aziende tedesche presenti sul territorio tedesco. Questo non è più così. Da qualche mese sappiamo che questi avvisi di sanzione arrivano anche a società all'estero, sappiamo anche già direttamente di aziende italiane coinvolte. Questo è un esempio di un'azienda che stiamo assistendo proprio noi, ovviamente anonimo in questo caso, in modo che non si può ripercorrere ovviamente di chi si tratta, ma che cosa va a definire. La postazione centrale segnala un'anomalia, segnala che per esempio non è stata depositata una dichiarazione di completezza per 1, per 2, per 3 anni, perché i controlli retroattivi in questo momento di cui siamo a conoscenza partono dal 2018, e l'avviso è di una sanzione pari a 100.000 euro per ogni anno di inadempienza. Quindi comunque una sanzione sicuramente parecchio elevata, parecchio pesante. Quindi se vi arriva qualunque tipo di comunicazione dalla postazione centrale, attenzione, non sottovalutatela, perché ovviamente bisogna prendersi il tempo di rispondere in maniera adeguata per quale motivo non è stato fatto, diciamo, quello che viene contestato, oppure confermare che invece è stato fatto e quindi contestare l'avviso di sanzione. Breve riepilogo di quelle che sono le sanzioni che si rischiano.
fino a 200.000 euro per mancata partecipazione ad un sistema duale, quello che ahimè ultimamente stanno rischiando tante aziende che ricevono l'informazione dai propri clienti in Germania: ho bisogno della comunicazione del codice Lucid, vanno affrettatamente sul portale Lucid autodenunciandosi all'entità preposta, ignorando quest'ultimo flag in cui devono comunicare di essere in regola con un contratto di gestione. E quindi attenzione a fare le cose con i dovuti passaggi corretti che vi abbiamo elencato, fino a 100.000 euro per una mancata registrazione al portale Lucid, e si rischia anche il divieto di commercializzazione in Germania. E l'ultima, 10.000 euro per dichiarazioni errate, incomplete. Anche qui i sistemi duali cercano di dare una mano indicando, segnalando se ci sono delle incoerenze fra quello che è stato dichiarato da voi e quello che hanno dichiarato loro, però ovviamente sta ad ogni azienda registrata verificare che avvenga tutto correttamente. Gli avvisi di sanzioni non arrivano direttamente dal portale Lucid, dalla postazione centrale, ma ci sono delle autorità locali di riferimento. Osnabrück è l'ente di riferimento per le società estere, in particolare per le società italiane, quindi la comunicazione che abbiamo visto prima, nel caso, spero mai a voi, arriva da questo ente di riferimento. Andiamo ancora avanti, siamo in chiusura, vi lasciamo i nostri contatti. Siamo andati un attimino oltre tempo, mi auguro che le informazioni siano state utili, presentate in maniera relativamente chiara per quanto possa essere, visto che la normativa non è di semplicissima comprensione. Lasciamo spazio alle domande adesso, e chi non dovesse avere domande adesso o dovessero sorgere domande successivamente, siamo ben volentieri a disposizione in qualunque momento per essere contattati o direttamente o tramite Elena Sagattini, come definirete voi. Grazie mille. Grazie. Grazie mille alla dottoressa Bellotti e alla dottoressa Loiacono. Erano arrivati alcuni quesiti in fase di iscrizione, ma mi sembra che con la presentazione erano proprio quesiti relativi alla responsabilità per consegne ex works, oppure appunto per definire qual è il soggetto che può essere considerato responsabile per l'immissione sul mercato. A questo proposito è appena arrivata in chat un quesito che ci pone un partecipante che chiede la differenza tra il fatto di dover andare ad indicare su Lucid che l'imballaggio è ad uso esclusivo industriale e professionale rispetto a che è destinato ai consumatori, e il problema che si diceva prima del fatto che se è destinato al consumatore io devo avere anche aderito ad un sistema duale per la gestione, quindi un po' se potete spiegare questo passaggio. Ecco. Certo. Allora, la differenza è proprio la diversa tipologia di contratti che c'è alla base e la diversa responsabilità che c'è alla base, nel senso che tutto ciò che è destinato al cliente finale deve essere coperto necessariamente dal contratto che si diceva prima, e i criteri di demarcazione sono sicuramente quelli del catalogo della postazione centrale. Finché non c'era il catalogo, il dubbio spesso era lasciato al libero arbitrio dell'interpretazione di andare a capire individualmente: ma il mio imballaggio, se venduto attraverso questo canale, arriverà al cliente, attraverso quest'altro canale non arriverà al cliente. La postazione centrale, per fare in realtà cosa gradita, sta redigendo e continuamente aggiornando questo catalogo che ha appunto presentato prima la collega, che ha proprio l'obbligo di andare a sancire che cos'è la differenza, quindi qual è l'imballaggio da vendita e che deve essere coperto da relativo contratto e registrazione, dichiarazione sul portale Lucid. Tutto quello che esula da questo, appunto dai criteri di demarcazione della postazione centrale, sono invece gli imballaggi destinati a rimanere in ambito B2B, quindi in ambito commerciale, imballaggi da trasporto e le altre categorie che abbiamo visto. Qui la responsabilità appunto in passato c'era, quindi non è che si diceva questi imballaggi per adesso venivano smaltiti, non so, abusivamente, quindi qualcuno doveva
smaltirli, si dava un po' per scontato che rimanendo in sede B2B in Germania fosse in automatico il cliente tedesco a gestirli. Siccome non sempre è così, e questo ovviamente attraverso vari controlli è emerso, sono chiamati come responsabilità anche coloro che introducono quindi gli imballaggi sul mercato tedesco di questo tipo. Se ne dà segnalazione, appunto non dichiarazione sul portale Lucid, la differenza, non dovendo dare dichiarazione, è che posso segnalarlo e accordarmi col mio cliente o verificare col mio cliente che sia lui poi avere il contratto di gestione. Attenzione che se il mio cliente mi dovesse dire no, io non li gestisco, a parte il fatto di porgli magari qualche domanda critica sull'aspetto di ma allora cosa ne hai fatto fino adesso, come li hai smaltiti fino ad oggi questi imballaggi, visto che sei tu a trovarteli in sede, e quindi magari farlo riflettere un attimino e arrivare sia ad un accordo che alla fine sia lui a gestirlo, ma nel momento in cui non lo dovesse fare devo occuparmi io della gestione. La gestione è però attraverso un contratto diverso, non è un contratto con questi 11 sistemi duali che abbiamo visto, è un contratto con alcuni di questi sistemi duali, non tutti lo offrono, specifico con condizioni particolari proprio prettamente per gli imballaggi da trasporto. Quindi sono 2 contratti diversi. Grazie, non so, chiedo a chi ha posto la domanda se, cioè mi sembra che la risposta sia stata esaustiva, ecco. Ho visto che prima ha alzato la mano, se qualcuno vuole intervenire, chiederei appunto di alzare la mano, accendere la telecamera e porre effettivamente la domanda alle Certo. due relatrici. Ho visto che prima ha alzato la domanda il dottor Alberto. Adesso non Sì, vedo che ha buongiorno, abbassato. Sì, prego. sono Alberto Sabella di UFI-Filters. Io avevo piacere di fare una domanda che poi ho scritto anche in chat. In alcuni casi noi vendiamo i nostri prodotti al cliente tedesco direttamente con l'imballo, con i loghi del nostro cliente, quindi non i nostri. In questo caso poi non ho capito bene come sono fatti i controlli, quindi non so se loro trovano il cartone con scritto il logo della mia azienda e vanno a vedere se è registrato oppure no e poi dopo applicano le sanzioni. Ecco, in questo Allora, caso specifico innanzitutto, non ho neanche i miei loghi. certo. Allora, innanzitutto i controlli possono avvenire in qualunque fase, nel senso possono avvenire nel momento in cui la merce viene esportata in Germania, possono avvenire dove c'è un qualche deposito, possono avvenire nei punti vendita, nei punti di raccolta dove vengono smaltiti gli imballaggi, quindi non c'è un'unica regola. Ovviamente la postazione centrale non dice a priori in quali fasi e dove eventualmente avvengono dei controlli, quindi non c'è modo di andare a verificarlo o prevenirlo. Lei parlava di imballi con i loghi dei vostri clienti. Bisogna fare una distinzione. Se si parla di prodotti per esempio a private label, quindi prodotti su misura per i vostri clienti, quindi dov'è il vostro cliente, alcune grandi catene in Germania lo richiedono ai fornitori, dove in realtà non compare più il nome della vostra azienda, quindi magari voi vendete anche attraverso vari canali, ma in quel canale specifico sono tutti con private label del vostro cliente. Ovviamente lì la responsabilità è in capo a chi detiene il possesso di quel private label, perché voi lo vendete per lui, è un po' un caso tipico paragonabile a quello dell'Ex Works. Se invece voi vendete, avete degli imballaggi dove magari c'è il vostro logo, ma c'è anche il logo del cliente finale e quindi comunque non è un private label, ma semplicemente date visibilità a quelli che sono i marchi, lì il soggetto responsabile è quello che abbiamo definito prima, quindi colui che ha proprietà della merce nel momento in cui questa passa il confine ed arriva sul territorio tedesco. In caso di dubbio, sempre buona regola contattare il proprio cliente, se prima di dare per scontato che sicuramente lo farà già lui e voi ne siete esonerati, o al caso estremo opposto, dichiaro tutto io, piuttosto lo pago doppio, che anche quello ovviamente non è giusto perché l'imballaggio deve essere smaltito, ma deve essere smaltito una volta sola,
sempre un confronto con il proprio cliente e verificare se l'interpretazione è corretta da entrambe le parti. Grazie mille, molto gentile. Un'ultima cosa, paragonandoci al discorso italiano dove il recepimento della direttiva europea ancora non ha trovato i decreti attuativi che credo siano stati posticipati ancora, mi chiedevo se invece a livello tedesco questi decreti attuativi erano già entrati in vigore, quindi se c'erano le regole per gestire i multilayer, gli imballi piccolini, quindi con i loghi, con le istruzioni magari su internet o da qualche parte sulla Lei sta corretta parlando di gestione. etichettatura Sì, ambientale? sì, Allora sì. no, in materia di etichettatura ambientale in Germania siamo a uno stato ancora precedente a quello italiano, nel senso che non è assolutamente ancora entrata in vigore, non è neanche come in Italia che viene rinviato costantemente di 6 mesi e poi non si sa effettivamente se dal 1° gennaio 2023 entrerà in vigore o meno, quindi no, al momento lì non c'è ancora una regolamentazione. Grazie, molto gentile. Prego. Sì, stavo guardando anche le domande che erano giunte in fase di Certo. iscrizione, ma penso che appunto vedo, non so se sia collegata la persona che ha posto la domanda. Noi forniamo lastre di pietra rivestite da una pellicola protettiva di polietilene espanso, può essere intesa come imballo. Penso che la risposta sia di andare a verificare sulla postazione centrale se c'è nell'elenco, in caso contrario, non so, un suggerimento che voi Allora, date. l'indicazione che lei dava è sicuramente corretta, nel senso qualunque dubbio che ho, la regola numero 1 è catalogo della postazione centrale e vado a verificare appunto il mio imballo specifico, se rientra, se è stato analizzato o meno. Se lei adesso parlava di lastre di pietra, mi viene un po' così, a spanne difficile pensare che siano prodotti destinati al consumatore finale. Prevedo sia abbastanza ipotizzabile che sono prodotti destinati all'industria o comunque insomma non in ambito di consumatori finali, quindi prevedo che quelli che sono gli imballaggi coinvolti sono appunto i B2B, quelli nuovi che vanno non dichiarati ma segnalati dal 1° luglio sull'USID, che quindi bisogna registrarsi come azienda che introduce questi tipi di imballaggi e verificare correttamente col proprio cliente se già lui li già smaltisce correttamente. Non so, chiedo chi ha posto la domanda se voleva specificarla oppure se è sufficiente, insomma, così. Vedo il signor Filippo che ha acceso la Sì, telecamera. sì, tutto chiaro, grazie mille. Perfetto. No, aspetta, ok. Ehm, Stavo guardando, però sempre collegata, forse era arrivata una domanda sempre collegata al discorso dell'etichettatura ambientale, una richiesta se il fatto che in Germania è obbligatoria l'identificazione dei materiali da imballaggio conformemente alla decisione europea. Mm. Allora, appunto, non esiste ancora una vera e propria regolamentazione a riguardo, è poi una materia, diciamo, un pochino particolare, quindi se questa azienda fosse in ascolto, ben volentieri mandatemi una richiesta magari più specifica al vostro caso e la analizziamo in separata sede, senza alcun problema. Ecco, come indicazione generale, tutto quello che concerne l'etichettatura ambientale, voi sicuramente conoscete il sito internet di CONAI, vi posso già dare l'indicazione che CONAI ha pubblicato delle linee guida molto chiare, tra l'altro sia in italiano che tradotte anche nelle varie lingue estere, su com'è l'applicazione proprio della questione etichettatura ambientale nei vari paesi.
quindi se doveste avere dei dubbi, diciamo che siete direttamente alla fonte di dove andare a verificare, perché proprio sul sito Conai in realtà c'è tutto. Poi se non trovate risposta, scrivetemi, volentieri. Grazie. Sì, per quanto riguarda infatti l'etichettatura ambientale in Italia, se avete bisogno, noi come ufficio Ah, potete scriverci, oltre a me ci sono anche le colleghe Rita Perini e Sonia Giovannoni, e l'email è ambiente@confindustria.vr.it. Poi le particolarità dei diversi paesi, ovviamente noi ci affidiamo a persone esperte, come nel vostro caso, ovviamente per quanto riguarda la normativa tedesca, ci limitiamo alla direttiva europea e alla norma di recepimento italiana. Vedo che ha scritto il signor Marco Biccigo e ci chiede la decorrenza dei controlli e delle possibili sanzioni è il 1° luglio 2022. Visti i tempi stretti per chiudere un accordo duale, la registrazione all'USID, siamo a rischio. allora, come si diceva prima, dipende cosa fa questa azienda, nel senso che molte aziende che ci contattano in questi giorni magari vendevano già su piattaforme online, vendevano già a vari clienti, entravano già prima del 1° luglio nell'obbligo di essere registrati con un sistema duale, con un numero Lucid e tutto quanto, e quindi adesso si amplia solo la questione di mettere evidenza alle ulteriori tipologie di imballaggi che vengono esportate. In questo caso, ahimè, l'unica risposta che posso dare è il rischio c'è, non può essere escluso neppure se oggi 15 giugno mi attivo immediatamente e quindi stipolo immediatamente un contratto, perché se ho già venduto prima, ovviamente la postazione centrale può andare a identificare dei miei imballaggi e quindi sono a rischio di sanzione già per il trascorso. Io al momento sono a conoscenza personalmente di controlli che vengono effettuati in questo periodo e che risalgono a partire dal 2018. Quindi la postazione centrale è stata ufficialmente istituita col cambio di legge del 1° gennaio 2019, ma l'obbligo per le aziende che già ai tempi esportavano era di registrarsi entro il 1° gennaio 2019, ma andare a inserire in Lucid già la dichiarazione a consuntivo fatta col sistema duale relativa al 2018. Quindi questo è il motivo per cui i controlli e le sanzioni di cui attualmente sono a conoscenza risalgono a questo periodo. Detto questo, senza fare appunto l'errore di correre ai ripari in maniera affrettata, se vi rendete conto di non essere in regola, non fate l'errore di fare immediatamente una registrazione su Lucid e dire poi gestirò il contratto col sistema duale. Fate una cosa step by step, consultazione del catalogo, contatto del sistema duale, stipula di un contratto con un sistema duale, registrazione al portale Lucid, in modo tale che siete in regola, anche se questo vuol dire non essere a posto per il 1° luglio, ma eventualmente un pochino più avanti, nel senso che ovviamente nel momento in cui vengo a conoscenza della normativa devo fare le cose nel più breve tempo possibile, ma non sempre riesco a farle nel giro di 24 ore, quindi ovviamente ho bisogno di capire tutto quanto. Per vostra informazione, se può essere utile, spesso mi viene anche chiesto, ma voi siete un sistema duale, voi siete l'ente preposto ai controlli? No, in modo più assoluto. Non abbiamo potere decisionale in quest'ambito, noi siamo semplicemente come Camera di Commercio Italo-Germanica, ci poniamo a disposizione per informare le aziende e quelle aziende che non se la sentono di intraprendere quest'iter da sole, perché magari non tutti i portali sono in italiano, anzi quasi nessuno, magari non conoscono neanche bene la normativa, ci sono sempre approfondimenti e adeguamenti in corso, abbiamo anche un pacchetto di assistenza studiato ad hoc per coloro che dicono prendetemi per mano, assistitemi voi passo per passo in modo che sono sicura di non perdermi scadenze, dichiarazioni o altro. Non è assolutamente un obbligo passare da noi, chi appunto ha bisogno ben volentieri, ma potete anche procedere in assoluta autonomia.
Grazie. Vedo che il signor Bicio, non so se vuole intervenire invece di aggiungere parti di domanda, se vuole accendere il microfono, se no leggo quanto ha scritto in chat. Scrive: noi produciamo lampade per illuminazione, i nostri clienti sono grossisti. Allora, in questo caso mi viene da dire che gli obblighi sono due, non ho idea se Esatto. l'azienda sia già adempiente o meno, nel senso se si è mai posta questo tipo di problematiche. Allora, lampade sicuramente se vengono vendute anche ai grossisti, immagino che siano vari tipi di lampade e che quindi siano contemplate anche delle lampade che arrivano al consumatore finale. Quindi sicuramente non viaggeranno sfuse, ma viaggeranno con un qualche imballaggio che anche il consumatore finale si porterà a casa o magari attraverso società di installazione che sono comunque equiparate ai clienti finali. Quindi sicuramente, anche senza aver consultato il catalogo, già solo per esperienza del settore, l'azienda rientra nell'obbligo di dichiarazione, di registrazione, quindi sia a livello di B2B che a livello di, probabilmente sia B2B che B2C, nel senso probabilmente avranno entrambe le tipologie di imballaggi, ma quello che vorrei far notare è attenzione, se avete lampade, queste rientrano anche ulteriormente nella categoria delle apparecchiature elettriche e elettroniche, dove quindi anche il prodotto stesso, un po' come in Italia, deve essere debitamente registrato e poi smaltito. Questo è tutto un altro servizio, noi offriamo assistenza anche su questo, dove c'è un registro in Germania, il registro EAR, dove bisogna essere appunto debitamente registrati. Qui le registrazioni retrattive non esistono, nel senso si è in regola dal momento in cui si è finito l'iter registrativo, che ha una durata di più o meno 2 mesi. Bisogna fare tutta un'analisi delle tipologie di prodotti, capire in quali categorie rientrano, avere anche un contratto di rappresentanza in Germania obbligatoriamente e avere anche sì, insomma, tutta una serie, diciamo, di ulteriori passi, quindi solo di mettere su chi va là, attenzione, chi ha questo tipo di prodotti, ci sono anche ulteriori normative che regolamentano il settore. È un po' come si diceva prima, la responsabilità estesa del produttore. In Italia abbiamo il registro AE e in Germania sarà stata la direttiva, è stata recepita con una norma Certo. specifica che avrà tutte le specificità del caso, ecco. Magari Ehm, l'azienda è già in regola, però mi sembra giusto almeno certo. menzionarlo. Assolutamente, grazie. Vedo un'altra domanda. Buongiorno, se le nostre rese sono ex works o con consegna deposito in Italia, siamo comunque responsabili anche se il cliente non è iscritto all'USIT? Poi Allora, è un la domanda controsenso. continua, Questa non domanda è so. un allora, secondo me è un Mi- controsenso la domanda, nel senso che se è un ex works puro, quello che si diceva prima, quindi un vero ex works e non un ex works dove il cliente semplicemente si fa carico dei costi di trasporto, la responsabilità legale della merce ovviamente è del cliente, quindi io personalmente ne sono esonerato. In questo caso è da verificare assolutamente con i propri clienti, nel senso che se il cliente semplicemente paga i costi di trasporto non è un vero ex works, è un altro tipo di contratto e quindi la responsabilità legale della merce che entra in Germania è mia. Se è un ex works puro, dove il passaggio di consegna avviene in Italia, su territorio italiano, allora non sta più a noi verificare se il cliente è in regola o meno, perché a quel punto sarà lui eventualmente soggetto a sanzioni se non è regolarmente registrato. Perché l'obbligo di essere registrato è ovviamente di colui che ha la proprietà della merce. Quindi il porre la domanda è un ex works ma il cliente non è registrato è un po' un controsenso. Penso ci sia alla base un mancato chiarimento col proprio cliente di chi è la proprietà della merce nel passaggio di confine. Non so se chi ha posto la domanda vuole specificare meglio la situazione, insomma, che così
capiamo meglio, oppure se è sufficiente questa indicazione appunto di contattare il proprio cliente, verificare che comunque è un consiglio che si danno a tutti, verificare sempre i contratti con i propri clienti e valutare anche quelle che sono le clausole sia legate alla gestione dei fine vita degli imballaggi, dei rifiuti, cioè anche la parte ambientale, considerarla e fare attenzione, insomma, ecco. Non so se qualcun altro vuole intervenire e e sfruttare l'occasione di avere con noi le due relatrici per fare delle domande specifiche, se no, come si diceva, noi allora potete scrivere a ambiente@confindustria.vr.it, potete chiamarci, noi ovviamente poi per domande specifiche sentiamo la dottoressa Bellotti e la dottoressa Loiacono e quindi magari, non so, ora finisce l'incontro, serve un po', è necessario un po' rifletterci sopra, vi emergono dei quesiti successivi, noi siamo a disposizione. Se ci date le slide, le pubblichiamo Certo. sul nostro sito e poi insomma pubblicheremo anche la registrazione dell'evento e sempre la inseriremo nel nostro sito, nella pagina dedicata all'evento di oggi. Allora, niente, ringrazierei ancora la dottoressa Bellotti e la dottoressa Loiacono della Camera di Commercio Italo-Germanica di Milano e grazie a tutti per la partecipazione. Grazie mille anche Grazie. da parte mia. Sicuramente le slide dopo le mandiamo in modo che le avete a Sì. disposizione e appunto anche da parte nostra piena disponibilità ad assistervi in qualunque momento, a prescindere dalla data di scadenza del 1° luglio.